Ben ritrovati dalla redazione. L'ipotesi che a determinare il decesso di Patrizia Pontani, 66enne toscana di origine ma pordenonese d'adozione, morta nella notte tra il 25 e il 26 dicembre in un'abitazione a Vico, frazione del comune di Forni di Sopra, sia stata una saturazione da monossido di carbonio. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. Sono in corso tutti gli accertamenti sugli impianti. Sono durati una manciata di minuti i due interrogatori di garanzia per la 22enne e il fratello 19enne di origine pakistana, arrestati dai carabinieri alla vigilia di Natale, accusati di aver dato vita ad un'organizzazione jihadista chiamata Dawa Italia. I due giovani, che da anni abitavano in zona bolognina insieme a un 18enne di origine algerina residente a Spoleto e un 36enne di origine turca residente a Monfalcone, sono finiti in carcere nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bologna e del ROS. Due incendi in poche ore nello stesso rione, opera probabilmente degli stessi teppisti armati di petardi, bravate sfuggite di mano, che in un caso hanno rischiato di mandare in fumo i campi di calcio di Borgo San Sergio a Trieste. Sarebbe questa, secondo gli investigatori, la causa comune ai due roghi divampati nel rione. Il primo è scoppiato la sera di Santo Stefano in via Petracco, il secondo venerdì in piazza 25 aprile dietro la chiesa, dove un cespuglio è stato incenerito da un petardo. Adesso è caccia all'autore e agli autori delle incaute esplosioni. Identificata e in parte recuperata una rete da pesca di circa 2 chilometri nei pressi dello scarico a mare del depuratore di Servola a Trieste. Il recupero è stato possibile grazie all'operazione congiunta della Capitaneria di Porto di Trieste e dello staff dell'area marina protetta di Miramare con i ricercatori della cooperativa Shoreline imbarcati sull'unità da pesca Spaccamari. La rete in nylon intrecciato molto resistente con maglia di circa 20 cm risultava in buone condizioni, probabilmente era stata calata qualche giorno prima per la pesca di rombi e passere. Nella zona però la pesca è vietata e l'assenza di identificativo di appropriata segnalazione fanno dell'attrezzo individuato un dispositivo per la pesca illegale. I ricercatori impegnati in un monitoraggio di DNA ambientale per il progetto Interreg Sea Insights a poco hanno avvistato una bottiglia di plastica sulla superficie del mare per poi scoprire che era legata ad una cima, intravedendo una rete da pesca sottostante, senza però immaginarne le dimensioni. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per oggi: cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature, sul Carso a Trieste bora da debole a moderata, presenza di inversioni termiche con zero termico a 2800 metri circa. Temperature minime in pianura fra -1 e +2 gradi, le massime fra 12 e 14, sulla costa minime fra 4 e 7, le massime fra 11 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.